11 novembre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Luca Ciliberti, buongiorno. Oggi i nostri argomenti: la festa dell'albero organizzata dalla Regione, faremo poi un bilancio della giornata della colletta alimentare e parleremo ancora di assistenza ginecologica. Da oggi a Catania c'è un congresso internazionale di grande importanza. Prima di tutto le ultime notizie: maxi operazione della Guardia di Finanza che a Palermo ha scoperto 75 furbetti che tra il 19 e l'anno scorso avevano indebitamente richiesto e percepito il reddito di cittadinanza. Oltre 2 milioni di euro il danno erariale che adesso l'INPS conta di recuperare. Lentini a lutto oggi per l'ultimo saluto a Margaret. Oggi è la giornata dei funerali, si celebreranno alle 11. Sul fronte delle indagini ci sono novità: la ragazza non è stata subito rianimata e molti documenti inchiodano il centro medico di Roma, dove si è sottoposta a un intervento di rinoplastica che le è stato fatale. Il web e i social al posto del medico in carne ed ossa. Anziché andare dallo specialista si cerca la risposta in rete ed è quello che avrebbe fatto la giovane Margaret, 22 anni. Voleva rifarsi il naso e il medico lo ha trovato così. Ma non si fa attendere l'appello del presidente dell'ordine, rivolto soprattutto ai giovani. Ragazzi, diffidate dalle pubblicità sanitarie sui social. Affidatevi al vostro medico curante, è l'unico che conosce il vostro quadro clinico, conosce la vostra storia clinica ed è l'unico che vi può dare i consigli più giusti. La tragedia di Margaret ha sconvolto tutti. Non ci sono parole per quello che è successo. Andata a Roma per rifarsi il naso, tornata a Lentini cadavere. Qui c'è chi legge il giornale e chi va alla camera ardente per portare un fiore. Era una ragazza sempre sorridente, da altri tempi. Sempre col sorriso, una ragazza speciale. Una ragazza d'altri tempi? Sì, dolcissima, Margaret, sempre sorridente, non la vedevi mai arrabbiata. La famiglia chiede rispetto, niente telecamere né interviste. Ad oggi parla attraverso l'avvocato. Sono ovviamente chiusi nel loro momento di dolore che non è traducibile a parole. La causa della morte potrebbe essere stata una reazione all'anestesia, ma per averne certezza bisognerà attendere l'esito di altri esami. Quindi credo che i consulenti debbano svolgere come da incarico del sostituto procuratore. In chiesa madre alle 11 i funerali per l'ultimo saluto ad una ragazza che aveva tanta voglia di vivere. Salvo Rina, figlio di Totò, omaggia il padre su Instagram nell'anniversario della morte in carcere del capo dei capi della mafia, condannato all'ergastolo in via definitiva per Capaci, via D'Amelio e decine di altri reati. Centinaia i like e i commenti, purtroppo molti positivi. Provo rabbia il commento di Salvatore Borsellino: Rina ha perso, lo Stato ha vinto, sottolinea la Presidente della Commissione Antimafia Colosimo. Quello che sento dentro è il montare della rabbia, il dolore ormai è una cosa che sono passati 30 anni da quando hanno ucciso mio fratello. Rabbia è il sentimento di Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso da Cosa Nostra dopo l'ultimo post provocatorio di Salvatore Riina, terzogenito del boss, che celebra il padre in occasione dell'anniversario della sua morte e che ancora una volta offende i familiari delle vittime di mafia e la loro memoria. Una foto incorniciata del capomafia con accanto un vaso con 2 rose rosse. Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in noi e con noi, scrive Riina Junior, facendo attenzione alle maiuscole. Le stesse maiuscole che qualcuno nei commenti usa con la parola famiglia. Sì, perché non solo il post ha ottenuto centinaia di like, ma anche decine e decine di commenti di ammirazione per il capo dei capi. Un grande uomo con i veri valori della famiglia, la famiglia scritta in senso con la lettera maiuscola. Quindi immagino che vi rendiate conto di quale famiglia parla, la famiglia mafiosa. Il fatto che sui social vengono pubblicate commenti
momenti come questo, quando poi succede che i post di Antimafia 2000, che è un giornale che la mafia lo combatte, appena vengono pubblicati su Facebook vengono istantaneamente cancellati da qualche algoritmo che è stato messo proprio per cancellarli. L'estate scorsa Riina Junior suscitò indignazione per un altro post su Instagram dove pubblicò una sua foto con scritto "Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 24". Ma la strada ormai da anni si chiama via Cesare Terranova in onore del magistrato assassinato proprio dalla mafia. Una provocazione, un messaggio in stile criptico di Cosa Nostra che anche in quell'occasione fece scoppiare la polemica. Intanto su X la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, nell'anniversario della morte del boss, ricorda: "Lo Stato ha vinto, Riina ha perso". A Palermo è precipitato un ascensore artigianale e sono cadute nel vuoto 2 donne e 2 bambine, 4 dunque i feriti e grave la madre delle piccole. Un ascensore artigianale precipita, a Palermo cadono nel vuoto e restano ferite mamma, nonna e 2 figli. Paura in piena notte in uno stabile di via Mura San Vito, nel rione Capo, accanto al comando provinciale dei Carabinieri. La donna di 32 anni ha riportato trauma e ferite profonde alle gambe. Per i più piccoli, un bambino di 7 anni e una ragazzina di 13 anni, fortunatamente solo lievi traumi. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche la loro nonna di 71 anni. Entrambe le donne sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso del Civico, mentre i ragazzini sono stati trasferiti all'ospedale Cervello. L'impianto, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe stato costruito artigianalmente da un componente della famiglia che di professione fa il fabbro. È stato proprio quest'ultimo ad essere stato aiutato dai vigili del fuoco a scendere con l'ausilio di una scala, poiché era rimasto bloccato al primo piano. L'ascensore, di fatto un montacarichi, serviva per salire e scendere da casa, visto che la palazzina era sprovvista di scala interna. Probabilmente, a causa del peso che superava il massimo consentito, le corde che sostenevano la pedana non hanno retto e si sono spezzate. Intanto la procura di Palermo ha disposto il sequestro dell'impianto dopo i rilievi durate ore della scientifica. Fino a tarda notte invece i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'edificio. Sul caso è intervenuto un consorzio per l'Italia, organismo no profit al quale aderiscono oltre 120 imprese del settore ascensorista. In una nota parlano di caso limite perché si tratterebbe di un impianto non omologato e non collaudato, ma soprattutto non soggetto a manutenzione da parte di una ditta accreditata. L'Italia, il dato è poco noto, conta 1 milione di ascensori attivi su tutto il territorio nazionale ed è seconda al mondo solo dopo la Cina. Per più della metà, però, questi impianti sarebbero vetusti. Qualità della vita impietosa, la classifica stilata da Italia Oggi, ultima a Caltanissetta, ma nelle retrovie ci sono anche Agrigento, Palermo e pure Catania. Tra le siciliane si salva Ragusa. Quello che emerge è soprattutto la spaccatura tra nord e sud, non certo una novità, ma sempre più netta col passare degli anni anche dopo l'uscita dall'emergenza pandemica, con le grandi aree urbane del centro-nord che hanno mostrato la migliore capacità di reazione. Milano vince la classifica della qualità della vita 2024, seguita da Bolzano e Monza. Male tutte le città siciliane. Caltanissetta chiude al 107° posto, ultima. Agrigento 105°, a Palermo 100° e Catania 98°, la più avanti è Ragusa all'87° posto. La classifica, stilata da Italia Oggi, Ital Communication e dall'Università La Sapienza di Roma, viene pubblicata dal 1990 tenendo conto di diversi fattori, tra cui salute, sicurezza, reddito, lavoro, cultura, istruzione, ambiente e turismo. A fare da linea rossa tra tutte le province isolane e potremmo dire tra tutto il sud è il dato del disagio sociale. Nessuna città del mezzogiorno e delle isole è entrata nel gruppo 1, quello della qualità migliore della vita. Se determinati market come il sistema salute sembrano non patire troppo rispetto al dato nazionale, con un occhio puntato però al trend dei posti letto in ospedale, peggio si va col marcatore reati e sicurezza, seppure Enna sia in controtendenza prima in questa dimensione. Il Sud Italia poi fatica a mantenere standard economici e occupazionali competitivi. Il tasso di disoccupazione è alto, con le città isolane agli ultimi posti del target affari e lavoro, Messina penultima dietro a Napoli. Altissimo il tasso di inattività di chi non lavora, non lo cerca e non studia, mentre faticano i giovani a laurearsi. Un dato però sembra essere trasversale da nord a sud nella categoria popolazione. Più del 50% delle province è sotto la media. Si fanno pochi figli, c'è un alto tasso di mortalità e il saldo migratorio non riesce a compensare questi numeri. Vediamo che cosa dicono su questo i giornali siciliani e tutte le altre notizie della nostra regione con Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora partiamo proprio da questo servizio, da questo spunto che ci ha dato il collega in questo servizio, perché chi ha pubblicato la classifica è il quotidiano Italia Oggi, insomma, dove mette ovviamente Milano la regina del vivere bene, però diciamo è curioso, come sempre accade con queste classifiche, nella top 10 non c'è mai
non dico una città siciliana, ma una città del sud Italia, cioè proprio latitiamo in qualità e vivere bene nelle città. Queste classifiche che vengono sempre prodotte ogni anno da diverse agenzie di stampa, da diversi quotidiani, ormai non vengono neanche più prese in considerazione dai nostri quotidiani, nessuno la mette in prima pagina, e questo è curioso, solamente Messina nella Gazzetta del Sud, ed eccola qua la prima pagina della Gazzetta del Sud di Messina, che ci apre, ci fa un titolo d'apertura: qualità della vita, tracollo in Sicilia. È l'estrema sintesi che poi come dire, fotografa la situazione della Sicilia. Un paese a due velocità, è quello che abbiamo visto nella prima pagina precedente, quella di Italia Oggi, e quanto emerge dalla classifica appunto su 107 province. È davvero sconfortante la classifica cosiddetta, perché Messina, in questo caso Messina si concentra alla Gazzetta del Sud perché l'edizione di Messina recupera 2 posizioni rispetto al 2023, ma è soltanto 103esima su 107. Non va meglio ovviamente alle altre città, ed eccole qua, le vediamo. Tra le 9 province siciliane troviamo prima Ragusa all'87esimo posto, insomma lo diciamo, a Ragusa si vive bene, ma è anche un comprensorio, un centro molto più piccolo, e poi Trapani, Enna al 97esimo posto, Catania al 98esimo, evita l'onta del 100esimo posto, cioè di oltrepassare il confine del 100esimo posto. Al 100esimo posto c'è Palermo, poi Siracusa, Messina, appunto Agrigento e Caltanissetta, ultima. Caltanissetta che è la città che raccontiamo in questi giorni proprio per la mancanza d'acqua, i silos messi in mezzo alle piazze per rifornire la popolazione. Restiamo allora sempre su questa prima pagina, visto che siamo sulla Gazzetta del Sud. La Gazzetta del Sud nel taglio alto, nella parte alta, dà molte notizie che riguardano la provincia: sistema idrico, e a Messina semaforo verde al piano d'ambito. Anche qui vedete condutture, parliamo sempre di queste infrastrutture che non funzionano. Il sistema idrico in questo caso è da rifare, lavori strategici a Messina. E poi Taormina, sia le fasce orarie per i flussi di camion nella via Francavilla, e Pace del Mela ancora diciamo notizie della provincia. Poi tante notizie che riguardano la cronaca nazionale ed internazionale, li mette in pagina come sempre fa la Gazzetta del Sud. Vediamo allora la prima pagina del Giornale di Sicilia, che sceglie un'altra apertura, pur essendo lo stesso editore. In prima pagina le questioni che riguardano i regionali, aumenti in arrivo, quindi una buona notizia per i lavoratori. Il via, il rendiconto 2023, in giunta fa scattare il rinnovo contrattuale per 11.000 dipendenti, fermato già da un anno. Si passerà da 80 a 150 euro in più in busta paga, certamente molto di più dei 3 euro dei pensionati, no, aumentati dalla riforma del ministro Giorgetti. In settimana il passaggio fornirà tutte le garanzie alla Corte dei Conti. La notizia d'apertura un po' su tutti i giornali, e ovviamente si allineano, si uniformano anche i nostri quotidiani regionali, è per questo signore altoatesino di San Candido, che è diventato da qualche mese il numero 1 del mondo, e adesso è anche un maestro di tennis. Si chiama Jannik Sinner, senza limiti e senza rivali, ha vinto le final di Torino tra gli 8 giocatori più forti del mondo, ennesimo gioiello incassonato in una stagione da ricordare. E poi lo sport, insomma, sempre prima pagina, come succede spesso nella prima pagina del Giornale di Sicilia del lunedì, la sconfitta della Nazionale, sconfitta per 3-1 a Milano, e poi la maratona di Palermo che registra ancora una volta, come spesso accade anche in questo caso, il dominio dei keniani in questa attività. Forestali c'è la Schierita, manifestazione annullata, quindi c'era un incontro, una manifestazione sotto Palazzo Orlean, è stato risolto, insomma c'è stata una schierita. E poi qua avevamo parlato di siccità, guardate qua, siccità, i laghi che alimentano Palermo in crisi a fine gennaio, quindi si prevede esaurimento delle scorte anche diciamo per la zona di Palermo, previsioni più nere per l'esaurimento delle risorse, il razionamento potrebbe peggiorare.
La notizia, ovviamente vi abbiamo dato anche qua in pagina la notizia del montacarichi, diciamo chiamato ascensore, ma di fatto era un montacarichi, un ascensore artigianale abusivo, precipita, tragedia sfiorata al capo, salvi 2 bambini, le funi del rudimentale ascensore si spezzano, anziana e la nuora piombano giù, fratture e ricovero. Ma la notizia di oggi ovviamente è il caso Margaret, la 22enne di Lentini, deceduta dopo un'operazione di rinoplastica a Roma. Oggi ci saranno i funerali, folla in chiesa per Margaret, ieri la Camera Ardente, i genitori, un dolore troppo grande. La relazione dell'ASL è questa, dice: non fu subito rianimati, i genitori adesso chiedono giustizia. Andiamo a vedere anche su questo tema la prima pagina della Sicilia, la Sicilia di Catania, mette in taglio alto la questione di Margaret, errori al centro di rianimazione non corretto, oggi l'ultimo abbraccio, e questa è diciamo, la notizia diciamo, più importante anche a livello nazionale per quanto riguarda la cronaca. E ci spostiamo, prima di leggere tutte le notizie, le altre notizie della prima pagina, approfondiamo questa notizia perché, dicevo, diventa notizia nazionale. Oggi sul Corriere della Sera c'è come dire, un puntuale racconto di quelli che sarebbero tutti gli errori di questa vicenda. Il panino, l'anestetico, la rianimazione, la catena di errori nella morte di Margaret. Il panino, sembra che la ragazza non sia stata informata di dover stare a digiuno prima dell'anestesia, l'anestetico appunto non tollerato, e poi la rianimazione che non c'è stata perché appunto il centro doveva essere solo un ambulatorio. La ASL, edema cerebrale e cibo nei bronchi, vedete, non fu soccorsa in modo corretto. Ma attenzione, c'è anche, ovviamente in tutto questo racconto, c'è anche una testimonianza che peserebbe molto su questa questione. Un ex paziente del centro dice: le tariffe scritte a penna e per lo sconto solo cash, i pagamenti erano tutti in nero, quindi a testimonianza che dietro questa attività, diciamo, e dietro l'opera di questi medici ci fosse come dire, poca professionalità e molta voglia di fare così denaro in qualche modo. La stessa notizia approfondita dal Corriere della Sera, qui ci sono anche i medici in primo piano, Procopio, anche qui emergono particolari insomma, che certamente non giocherebbero a favore della professionalità di questi medici. Margaret, errore fatale, rianimata tardi e male dai medici del centro. Faro anche sul Sant'Eugenio di Roma, dove è arrivata in condizioni critiche dall'allergia all'overdose di anestetico, le 4 ipotesi sul decesso. E poi qui diciamo anche, come dicevo prima, la curiosità: Procopio Junior, che sarebbe il figlio quindi uno dei 2 chirurghi estetici, sarebbe stato bocciato ai test di medicina. Dico, questo poco conta perché poi poteva diventare anche un po' medico, però diciamo questa è la curiosità che mettono in pagina oggi. Per questo è andato a studiare in Romania. Per questo è andato a studiare in Romania. Quindi diciamo, come dire, errare umano, perseverare probabilmente in questo caso è stato diabolico. E poi oggi insomma tutti in fila, vedete, a Lentini davanti alla Bara Bianca. Chissà di altri casi parli, questo è l'appello diciamo dei legali della ragazza, perché appunto si vuole fare piena luce su questo caso. Devo dire che questo caso è stato, come dire, ha avuto un'ampia eco mediatica proprio per l'impatto che ha la chirurgia estetica, diciamo, sulla vita e sul sociale del paese in questo momento. Ritorniamo sulle prime pagine, eccole qua, la prima pagina della Sicilia, eccolo qua, c'è un'apertura diciamo che riguarda l'acqua, no? In questo caso l'Ancipa contesa, guerra dell'acqua, 5 comuni, diga dipendenti contro Caltanissetta ed Enna ancora attaccate. Quindi questa è la questione diciamo, che sembra non trovare la soluzione, anzi peggiora di giorno in giorno. Abbiamo visto Sinner, il maestro, chiamato così proprio perché chi vince questa competizione di ATP Final è il maestro dei maestri, numero 1 al mondo in questo caso. Una curiosità arriva anche da questa proposta di legge: cambiare il nome dei padri violenti, dignità in memoria di Laura Russo. Laura Russo era una ragazzina di 12 anni uccisa dal padre durante diciamo, un femminicidio, voleva uccidere anche l'altra figlia per la separazione dalla moglie.
questo è, diciamo, poi quello che è il racconto. E poi si è sollevato, questo è un caso della Sicilia, logo, errore corretto, polverone ridicolo, l'MPA cancella l'evento con le scuole. Il caso è appunto di un evento organizzato da una preside che milita in questo partito, l'MPA, aveva messo il logo del partito invitando professori, insomma esperti eccetera, e allora si è sollevato un po' un polverone mediatico. Ecco, apriamo un po' di più il titolo, così si legge meglio. E poi tante notizie di cronaca, eccole qua, tante notizie di cronaca in taglio alto che riguardano la città di Catania e la provincia. Andiamo a vedere sempre in pagina questa notizia di Laura, vediamo qua, forse abbiamo pochissimo tempo. Via il cognome dei padri violenti, dignità e memoria dell'Etnea, la proposta di legge è di Polidori di Forza Italia, il cambio può essere chiesto ai parenti anche di secondo grado. E qua c'è la notizia del logo, vedete, logo, errore corretto, polverone ridicolo, l'MPA cancella l'iniziativa delle scuole. Velocemente, solo per farla vedere, facciamo vedere la prima pagina di Catania, nell'apertura, eccola qua. Più sicurezza per la zona del Mas, finalmente approvato il progetto per la via di fuga, stiamo parlando del mercato alimentare, agroalimentare. Chiudiamo qui la rassegna stampa siciliana, poi tante no, storie. Perché vogliamo dare un po' di notizie sul traffico. Tra poco Luca ci racconterà un po' di rassegna stampa nazionale, ma adesso vediamo con la polizia stradale come vanno le cose lungo le strade. Siamo a Ragusa con l'assistente capo del coordinamento Luigi Campochiaro. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno dal compartimento della Polizia Statale della Sicilia Orientale. Vediamo subito qual è la situazione stamattina sulla nostra rete viaria. Sulla A20 Messina-Palermo ricordiamo che tra gli svincoli di Patti e di Prolo, direzione Palermo, quest'ultima rimarrà chiusa come sempre dalle 22 alle 6 del mattino. Sulla A18 Messina-Catania vi sono dei rallentamenti tra lo svincolo di Giarre e di Acireale direzione Catania a causa di cantieri che stanno provvedendo alla pulizia e alla manutenzione della strada diciamo dopo gli allagamenti dei giorni scorsi. Per quanto riguarda invece la tangenziale di Catania, come purtroppo tutte le mattine ci sono dei rallentamenti tra lo svincolo della diramazione A18 e lo svincolo di San Gregorio direzione Siracusa a causa del traffico intenso. Ricordiamo invece sulla A19 la Catania-Palermo rimane chiusa. Lo svincolo di Enna in direzione di Palermo sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda invece le strade statali, dobbiamo invece ricordare che sulla strada statale 192 della Valle del Vittaino quest'ultima rimarrà chiusa in entrambe le direzioni, quindi sensi di marcia, e in alternativa diciamo, viene consigliata l'uscita di Agira Catena Nuova e viceversa. Come sempre noi della Polizia Statale invitiamo tutti i nostri amici presenti della strada a mantenere una velocità adeguata sia al traffico che alle condizioni meteo e di rispettare le distanze di sicurezza. Inoltre, come piace sempre ricordare, chi rispetta il codice della strada rispetta la vita. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona mattinata e buona strada a tutti. Grazie altrettanto a lei, grazie per le preziose informazioni e gli altrettanto preziosi consigli. Un'occhiata veloce al tondo Gioeni di Catania che come dire, ha i consueti blocchi qua e là per i semafori, ma insomma direi che
tutto sommato il traffico mi sembra relativamente scorrevole, salvo poi i semafori pedonali, come sappiamo, che provocano piccoli blocchi che poi si sbloccano in pochi minuti. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci sarà di nuovo Luca Ciliberti con la rassegna stampa nazionale. Dopodiché sarà nostro ospite l'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. Vediamo con che cosa aprono i quotidiani. Luca. Scegli tu, Michele. Oggi abbiamo l'imbarazzo della scelta, possiamo passare dalla politica internazionale con gli Stati Uniti, la Russia, lo scontro tra politica e magistratura, il Papa che viene attaccato da Israele. Scegli tu, insomma, da dove partiamo? Partiamo dagli Stati Uniti? A te! Allora, partiamo dagli Stati Uniti, eccolo qua, Stati Uniti che entrano ancora una volta a gamba tesa, in questo caso nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il titolo principale del Corriere della Sera, il primo quotidiano d'Italia, è questo: raid in Russia, il sì di Biden, che è il presidente uscente, lo ricordiamo perché insomma è il nuovo presidente che si insedierà tra poco, è Donald Trump che ha vinto le elezioni. Domani 1000 giorni dall'invasione, offensiva di Mosca con 120 bombe e 90 droni, morti e blackout. La Casa Bianca dice Kiev colpite con i nostri missili e Putin va all'attacco. Qui serve però un brevissimo inciso: su tutti i quotidiani di ieri c'erano le parole di Zelensky, quindi non uno qualunque, che diceva la guerra finirà nel 2025, quindi un'apertura, diciamo, questo contrasta un po' con quanto avevamo letto, diciamo, precedentemente. E questo è il titolo principale del Corriere della Sera. Lo scontro, come ti dicevo, con la magistratura, politica e magistratura. Oggi c'è un'intervista al ministro Carlo Nordio, magistrati assoggettati e folklore stiano nei limiti, quindi continua, perché queste sono le parole del ministro, lo scontro, parole abbastanza pesanti, dobbiamo dire, visto il ruolo che ricopre. E poi si vota, si continua a votare. Oggi, secondo giorno di votazioni in Umbria e Emilia-Romagna. Ancora una volta l'affluenza è in calo, sembra veramente questo ormai da anni il primo partito d'Italia. Vedremo poi domani, con i quotidiani domani, i risultati su tutti i quotidiani. È inutile ribadirlo, c'è questa foto meravigliosa di questo ragazzo che ha trionfato agli ATP. Stessa notizia, allora andiamola a vedere dentro, perché ripercorriamo che cosa sta succedendo. Da Biden sì alle armi per colpire dentro la Russia, quindi massiccia offensiva di Mosca su tutta l'Ucraina, compresa Kiev, 120 missili e 90 droni, oltre 15 morti, gravi danni. E allora arriva il sì di Biden per i missili a lungo raggio. E io, diciamo, prima di vedere gli altri titoli, la ripercorrerei, no? Questa guerra, 1000 giorni, abbiamo detto, cominciata il 24 febbraio del 2022, la Russia invade l'Ucraina. Viene rasa al suolo Mariupol qualche mese dopo. Un anno dopo Joe Biden abbraccia Zelensky, dà tutto il suo supporto, e il 6 agosto fino ad oggi la controffensiva ucraina, perché appunto arrivano le armi, continuano ad arrivare le armi. Agli Stati Uniti conviene fermare i russi, colpi in profondità per destabilizzarli. Questi sono poi tutti i commenti a margine di questa vicenda. Allora vediamola nei titoli, perché anche Repubblica mette questa notizia in primo piano, quindi sì ai missili contro la Russia, la svolta di Biden che autorizza per la prima volta a usare le armi a lungo raggio per colpire oltre i confini del paese. Zelensky ringrazia il presidente degli Stati Uniti, ora siamo più forti, quindi un po' si contraddice rispetto a quello che aveva detto ieri. Il presidente francese ci mette il carico in questo caso, perché dice Putin non vuole la pace e non è pronto a negoziare. Un attacco a Mosca mai così pesante sulle città dell'Ucraina, colpiti civili e infrastrutture. E poi ancora, anche qui, magistrati, il CSM ci difende dal governo. Queste sono le parole che arrivano dall'Associazione Nazionale Magistrati, anche qui parole pesantissime. Io devo dire, su questa vicenda Russia e Ucraina ci sono due giornali che sintetizzano meglio di altri, diciamo, senza ideologia, questa questione. Il primo è Il Messaggero, eccolo qua, vediamolo un attimo.
il titolo del Messaggero, con un titolo abbastanza secco, semplice, quello che ci siamo detti fino a questo momento: Biden spiazza Trump, perché era questo insomma quello che ci si aspettava, insomma una de-escalation del conflitto. Invece interviene a gamba tesa il presidente Biden, presidente uscente, che dice sì ai missili a lungo raggio. E questo è il titolo del quotidiano Il Resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Biden a Kiev, questa è la soluzione secondo il presidente uscente, potete usare i super missili, quindi potete attaccare, quindi alimentando ancora di più il super missili che sono americani poi. Che sono americani, esatto, la precisazione è quanto mai opportuna in questo caso, perché gli Stati Uniti sono la prima superpotenza che fornisce armi insieme all'Inghilterra, quindi insomma in questo momento c'è anche un interesse in qualche modo economico. Ritorniamo allora sulle prime pagine dei giornali. Cambia decisamente tono, argomento La Stampa, che invece si concentra su un'altra questione: le parole di Israele sul Papa. Dopo l'anticipazione appunto del quotidiano, della Stampa sul libro del Pontefice, giusto indagare, stiamo distruggendo la tutela dei popoli, queste parole che aveva detto anche il Papa. Gaza, l'Arabia Israele, sulle parole del Papa, l'ambasciatore di Tel Aviv, il Vaticano risponde a Francesco: il vero genocidio è stato il 7 ottobre, quindi il Papa ha detto, dice attenzione perché quello di Gaza è un altro genocidio, invece loro rispondono non è vero, il genocidio è quello che è stato fatto con l'attacco di Hamas all'interno dei confini di Israele. E qui si apre poi una questione tutta del giornale, tutta della Stampa, del quotidiano La Stampa, che ovviamente mette da ampio rilievo in prima pagina. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici. Partiamo con i quotidiani del centrodestra. Vedete tutte le aperture, diciamo, tutti i titoli che diciamo in qualche modo sono diversi rispetto alle aperture degli altri quotidiani generalisti. Boicottaggio ONG, accusano i medici di deportazione, questa è la questione che riguarda i migranti in Albania. Sea-Watch e le altre sigle denunciano i sanitari che operano sulle navi governative, quindi non ci stanno i quotidiani vicini al governo a far passare il messaggio che insomma l'Ucraina, cioè lo spostamento migranti in Ucraina sia del tutto sbagliato. Poi arrestato a Parigi il complice della Salis oggi europarlamentare, ha partecipato a un blitz a Budapest, l'immunità parlamentare adesso è a rischio, se così fosse sarebbe un caso diciamo che farebbe scuola. E poi il paradosso della ANM che attacca il governo, questa è la lettura di Minzolini, come sempre molto polemica in questo caso sullo scontro governo-magistratura, un paradosso nel nostro paese che supera i confini della realtà, scrive Minzolini. Spostiamoci su un altro quotidiano, Il Tempo, che negli ultimi mesi è diventato probabilmente più a destra anche di Libero e della Verità, con il suo direttore Tommaso Cerno. Eccolo qua, Queen Georgia, c'è un fotomontaggio diciamo divertente in questo caso. Che cosa significa? Perché gli inglesi preferiscono la destra di Meloni alla sinistra di Schlein. Il Sunday Times incorona la Premier, Starmer si ispira all'Italia per i migranti e quindi mette, come dire, in rilievo Il Tempo questa questione. Ancora qui vedete, le toghe vogliono il bavaglio, giornali lontani da noi, ma è scontro su Musolino, il CSM fa comizi politici. E questo è uno dei giudici diciamo che in questi giorni, in queste settimane è stato al centro dell'attenzione mediatica. Libero, ancora quotidiani di centrodestra, eccolo qua, stessa diciamo tenore di apertura. Panico a sinistra, Londra adotta il piano Meloni, quindi sui migranti insomma trova l'apertura. Il Sunday Times, c'è addirittura la foto del giornale inglese che incorona la Giorgia Meloni, la nostra premier. Il governo laburista prepara intese sui migranti con Turchia e Vietnam. Cosa dicono i compagni italiani? Eccolo qua, è la domanda. E ancora velocemente vi faccio vedere La Verità, che se la prende in questo caso con la legge sulla maternità surrogata, la nuova guerra dei giudici al governo. Oggi entrerà in vigore, le toghe sostenute dai radicali aprono un altro fronte con l'esecutivo, già 50 ricorsi.
contro l'utero in affitto, reato universale. Intanto l'ANM continua il piagnisteo sulle sezioni speciali per l'immigrazione, scrivendo al CSM e attaccando velatamente noi, cioè il giornale, in questo caso La Verità. E poi questo chi è in pagina è Luca Cesarini, il famoso No Global, Michele, ce lo ricordiamo noi dai fatti di Genova, no? Dal G7, e poi è diventato uno dei leader delle ONG. Casarini si traveste da teologo ma predica la rivolta come No Global, e quindi qua c'è, come dire, un approfondimento su questa questione che riguarda le ONG. Andiamo a vedere quotidiani di altra natura in qualche modo, quindi di altro schieramento politico. Centrosinistra, il Fatto Quotidiano apre diciamo, con i BB Leaks, che sono delle rivelazioni che diciamo, mette in pagina il quotidiano, così il portavoce di Netanyahu sabotò i negoziati sugli ostaggi, e questa è l'apertura. Però c'è una curiosità: l'educazione militare a scuola, Valditara fa un concorso per temi, questo è ovviamente il tema. L'ultimo quotidiano invece che vediamo è Domani, eccola qua, anche qui un'apertura diciamo, personalizzata, perché appalti e veleni e guerra nella cyber security, ecco la società più amata dalla difesa. Quindi qui si vede, come dire, un'altra come dire, storia che in qualche modo mette al centro il denaro. Grazie Luca Siliberti. Adesso è il momento di dare un'occhiata al tempo. Meteo, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì contesto variabile al centro-sud, tra nubi sparse alternate a delle schiarite con piovaschi che interesseranno principalmente il medio-basso versante tirrenico. Sul resto del territorio prevalenza di sole, dunque sulla Sicilia l'alta pressione dominerà la scena meteorologica in un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cielo sereno e terso. Attenzione però a eventi che soffieranno davvero sostenuti sulle zone costiere, con mari da poco mossi a mossi e con temperature massime che saranno localmente anche in lieve rialzo. Per quanto riguarda la giornata di martedì, contesto che si manterrà ancora anticiclonico con sole protagonista, ma attenzione, in serata sarà possibile un po' di variabilità sul versante tirrenico, con rovesci di pioggia e locali temporali che riguarderanno in particolar modo il messinese. Il tutto con valori massimi che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico. È perché ve l'ho già detto, vi aspetto ogni sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Buongiorno Sicilia, diamo il benvenuto all'assessore regionale dell'agricoltura Salvatore Barbagallo, grazie di essere con noi. Parliamo insieme della festa dell'albero che per il secondo anno anche la Regione Sicilia giovedì prossimo organizzerà, soprattutto per i giovani, per le scuole, vero? Sì, certo, per le scuole è un momento molto importante perché si cerca di valorizzare l'albero e il verde in generale. Il nostro assessorato, l'amministrazione regionale donerà un albero a tutte le scuole siciliane e faremo il gesto simbolico di piantare un albero in una scuola. Quest'anno andremo a Misilmeri a Palermo. È un'occasione importante per far comprendere ai giovani qual è il valore degli alberi e del verde in generale. Quindi i ragazzi dovranno poi curare questi alberi che voi donerete? Sicuramente, sono gesti simbolici ovviamente, ma di grande importanza, in quanto il verde è molto importante sia per le città sia per i territori rurali e forestali. E voi avete scelto l'ulivo, non a caso in questo periodo un po' turbolento, come abbiamo visto fino a poco fa. Certamente l'ulivo è simbolo della pace, dell'amicizia,
è una cultura mediterranea molto diffusa anche in Sicilia e quindi ha molti significati quello del donare l'albero dell'ulivo. E quelli coinvolgerete anche nel piantare, non so se si dice piantumare, piantare l'albero ai ragazzi, è vero? Soprattutto a Misilmeri in particolare. Esatto, faremo questo, ripeto, questo gesto simbolico nella speranza che ci sia un attaccamento sempre alla cultura del verde, alla cultura dell'ambiente, alla preservazione anche del territorio rurale e forestale, oltre che dell'ambiente cittadino. Assessore, lei mi permetterà di fare qualche domanda sulla post-crisi idrica, possiamo dire, o crisi idrica ancora in corso. Io oggi vedo sul quotidiano La Sicilia questo titolo che riguarda l'Ancipa, doveva chiudere nei giorni scorsi, non si è distaccata e il quotidiano La Sicilia dice: fin quando restano allacciate Caltanissetta, Enna e Cala Scibetta si riducono le scorte che sono a beneficio di 5 comuni. Questi 5 comuni sono Nicosia, Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga. Diventa una specie di guerra tra chi è, diciamo così, messo meno peggio, insomma. No, speriamo di no, nel senso che i 5 comuni dipendono esclusivamente dall'Ancipa, quindi è chiaro che bisogna preservare queste risorse per i 5 comuni che purtroppo per situazioni geografiche e idrogeologiche non hanno altre fonti di approvvigionamento. Gli altri comuni hanno invece acque sotterranee da utilizzare, quindi diciamo nell'immediato occorre fare questo intervento di equilibrio tra i diversi territori, ma mi consente anche di dire che stiamo pensando in prospettiva, bisogna uscire dall'emergenza ma con una programmazione. Nel caso dell'Ancipa credo che sia assolutamente indispensabile riprendere un'opera che 15 anni fa, 20 anni fa è stata sospesa e non completata, che è quello dell'allacciamento del bacino indiretto, cioè di un altro bacino che si chiama bacino del torrente Martello, per aumentare l'accumulo di acqua in questo serbatoio. Questo vuol dire che non chiude, a questo punto farete dei lavori per collegarlo a quell'altro? Beh no, quello è un intervento, un lavoro lungo. Qua bisogna cercare di gestire attualmente le risorse che abbiamo disponibili, ripeto, destinandole ai comuni che hanno l'assoluta necessità, in quanto è l'unica fonte di approvvigionamento disponibile. Quindi andranno verso quei 5 comuni, diciamo, le acque residue dell'Ancipa? Se non ci saranno ulteriori precipitazioni nelle prossime settimane andranno in quei comuni, ma salvaguarderemo gli altri comuni attraverso pozzi ed altre fonti di approvvigionamento. Ci saranno comunque delle misure contromisure. Certo. Assessore, è inevitabile che le chieda la situazione dell'agricoltura in seguito a tutto questo. Com'è un po'? Danni gravi ne abbiamo subiti. Vero? Ci sono stati grandi danni, è una delle siccità più gravi, più severe degli ultimi 60 anni. Negli ultimi 60 anni abbiamo avuto 6 eventi siccitosi, di cui questa è la prima o la seconda, lo vedremo tra qualche settimana quando si chiuderà questa vicenda, ma il governo regionale ha reagito molto bene rispetto a questa situazione di mancanza di acqua per l'agricoltura. Purtroppo non è possibile, quando si verificano eventi di questo tipo, sostituire le ingenti risorse che vengono a mancare. Solo per avere un'idea, per fare un'irrigazione nella piana di Catania ci vogliono 15 milioni di metri cubi d'acqua, quindi le acque che vengono a mancare. Però in questi casi si interviene con sostegni finanziari. Abbiamo fatto, il governo Schifani ha dato sostegno finanziario sgravando gli agricoltori dei ruoli irrigui, dando i voucher per la zootecnia, per il fieno, sostegno per la cerealicoltura, sostegno anche per l'apicoltura, perché anche le api hanno un ruolo importante nell'agricoltura. Ne abbiamo anche parlato, certo. Esattamente, quindi attraverso questi sistemi, e poi dobbiamo utilizzare questa occasione per programmare il completamento di opere che per troppo tempo sono rimaste non completate o non gestite. Questo è un po' il problema di fondo, Assessore, non so, adesso non è che la responsabilità è personale, ma diciamo, si è avvertito un ritardo nel complessivo nell'affrontare la questione, che poi è periodica, quindi non è che è la prima volta nella storia della Sicilia. Tanto è vero che noi abbiamo seguito
per mesi, comuni importantissimi come Agrigento, Caltanissetta, Enna, che stavano senza acqua a turni ogni 6 giorni, insomma, con una francamente molto molto pesante per la popolazione. Ma intanto sotto il profilo dell'approvvigionamento idropotabile bisogna tentare di non avere un'unica fonte di approvvigionamento per ciascun comune, ma di avere delle alternative, e il discorso dell'Ancipa naturalmente è significativo. Molti comuni dipendono da una sola fonte di approvvigionamento, quindi quando entra in crisi quella fonte, ecco, quindi sono una mancata guai, esatto. programmazione. E poi c'è un problema di rimettere in funzione, in sesto, molti impianti idrici, i serbatoi artificiali che hanno dei problemi di accumulo di acqua a causa dell'interrimento, ma soprattutto ci sono delle traverse, cioè delle opere di derivazione di acque, di bacini indiretti che sono state abbandonate nel decennio scorso. Noi oggi stiamo facendo le opportune rilevazioni e programmazione anche degli interventi, perché tra le risorse regionali il governo sta mettendo a disposizione risorse finanziarie per colmare queste lacune. Quindi possiamo dire che, come dire, è un po' una lezione amara per tutti, perché soprattutto nella Sicilia centrale si è patita soprattutto la crisi idrica. Diciamo che però è una lezione, uno stimolo per una maggiore capacità di programmare, è vero, che purtroppo non c'è stata negli anni scorsi, se dobbiamo dire la verità. Sì, sono assolutamente d'accordo. Nel senso che intanto le opere che stiamo individuando per affrontare questa emergenza idrica resteranno anche nel futuro, e quindi nelle future siccità potremo utilizzare il patrimonio che in questo anno purtroppo siamo stati costretti appunto a individuare. Dall'altro lato stiamo realizzando un programma di interventi che a mio parere potrà dare frutti nell'arco di 2-5 anni. L'ultima cosa che le chiedo sulla crisi idrica: ho letto stamattina con il collega Ciliberti, Palermo rischia di entrare in crisi ai primi dell'anno prossimo, è vero questo? Ma diciamo dobbiamo attendere ovviamente le precipitazioni, ma in questi mesi individueremo altre fonti di approvvigionamento per evitare che Palermo possa andare in crisi. Ovviamente non ce lo possiamo permettere una città come Palermo, e sicuramente troveremo gli interventi idonei per intervenire. Torniamo alla festa dell'albero. La festa è una festa nazionale, è una festa che riguarda un po' l'intero paese. Sì, certamente l'albero è molto importante anche in relazione alla siccità, a quello che dicevamo poco fa. La presenza di vegetazione nei bacini che alimentano i grandi serbatoi artificiali è di fondamentale importanza, perché gli alberi stabilizzano il terreno, evitano l'erosione del suolo, danno tanti effetti positivi, e quindi è importante, è significativo andare a valorizzare la cultura appunto del verde, e poi ovviamente non ci dimentichiamo anche la bellezza del verde all'interno dei centri abitati, all'interno delle città, il ruolo della vegetazione anche per la riduzione dei deflussi superficiali nelle città. In sostanza dobbiamo valorizzare e far capire anche alle nuove generazioni qual è l'importanza del verde. Beh, loro istintivamente amano la natura, il verde, gli alberi, quindi educarli, aiutarli a fare qualcosa in concreto è estremamente importante. Sicuramente l'amministrazione regionale è impegnata in questo settore. Io anche in questo momento, con quale assessore all'agricoltura, provenendo anche dalla facoltà di agraria dove appunto insegno, non posso che diciamo, essere favorevole a una formazione dei giovani che orientano verso la cultura dell'ambiente. Certo. Bene, grazie l'assessore Salvatore Barbagallo, assessore all'agricoltura. Giornata centrale della festa dell'albero è giovedì 21 con, come dire, capoluogo nella nostra regione, e in particolare Misilmeri, dove verrà piantato un albero di ulivo di 10 anni e i bambini faranno delle attività legate all'albero. Sono più di 200 i bambini, ma poi la festa sarà
diffusa un po' in tutta la regione naturalmente. Grazie Assessore, buon lavoro. Grazie a voi. Adesso noi facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di un altro grave problema, che è quello delle difficoltà economiche di tante famiglie e di tanti individui, e quindi la colletta alimentare, che diventa importantissima. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un altro ospite, Domenico Messina, benvenuto, il direttore del Banco Alimentare della Sicilia. Si è tenuta sabato scorso in 11.000 supermercati italiani la giornata nazionale della colletta alimentare. Avete avuto una solidarietà eccellente, quella del Presidente della Repubblica. Esattamente, è stato per noi, il Presidente aveva già concesso anche l'alto patrocinio, però è stato notizia di grande commozione poter vedere che anche lui ha voluto partecipare attivamente attraverso la donazione di alimenti. Sì, veramente molto bello, simbolico naturalmente, però di grandissima rilevanza e stima. Rilevanza, perché appunto è un esempio per tutti. E avete coinvolto migliaia e migliaia di persone. Se ne vuole parlare, di che bilancio traete? Allora, il bilancio è assolutamente positivo. Quest'anno, su scala nazionale ma anche su scala regionale, siamo in crescita di circa il 4%, dato molto importante per noi, soprattutto perché nei fatti questo è il secondo anno post-pandemico che segna un leggero incremento. Questo vuol dire che piano piano stiamo riprendendo a fare la vita normale, e quindi stiamo coinvolgendo sempre di più persone a donare. Questo è molto importante perché il 2020 è stato un anno molto particolare, perché abbiamo organizzato anche la raccolta, è stata una raccolta dematerializzata, diciamo così. Il 2021 grande difficoltà, adesso poter ritornare a crescere è assolutamente importante. Voi avete un sacco di sedi, quante le regioni, forse anche di più, mi pare. Allora, in Italia la rete Banco Alimentare è composta da una sede nazionale che fa guida e coordinamento, e poi ci sono 21 organizzazioni. 21, assolutamente sì. Coinvolgete quante persone più o meno? In Sicilia? Prima in Italia, poi in Sicilia. Ok, allora in Italia l'attività, quasi 2 milioni, esatto, in Italia sì, l'attività è quasi di 2 milioni di volontari durante la distribuzione alimentare. Sono 1,8 le persone aiutate. 1,8 milioni. Sì, attraverso però un rapporto molto stretto, di cui ne siamo assolutamente grati, di collaborazione con oltre 7.000 realtà caritative. Questo è fondamentale per noi, perché Banco Alimentare appunto fa da grande hub logistico di recupero, raccolta di alimenti, e poi queste realtà che operano in convenzione con noi distribuiscono sui territori. Più decentrate, assolutamente diciamo. sì. Ecco, lei giustamente accennava prima alla Sicilia, com'è la situazione? Guardi, la situazione chiaramente rispetto al tema della povertà chiaramente siamo una regione del meridione, quindi siamo un po' fanalino di coda rispetto a questo. Abbiamo visto la statistica di Italia Oggi. Esatto. A livello di Banco Alimentare in Sicilia supportiamo in maniera continuativa oltre 280.000 siciliani. 280.000, sono in crescita o sono in crescita. Chiaramente la nostra capacità di aiuto dipende anche dalla capacità di raccolta, quindi più raccogliamo, più recuperiamo, più possiamo aiutare. Quindi i nostri numeri di fatto in parte segnano l'indicazione della situazione attuale, in parte però si fa anche quel che si può. No? Quindi rispetto a questo Banco Alimentare è continuamente alla ricerca di partnership, collaborazioni con aziende della filiera agroalimentare per recuperare tutto quello che quotidianamente non viene venduto ma che è ancora perfettamente commestibile e che può essere destinato per la solidarietà sociale. Per questo sono decisivi i volontari. Qui ce ne sono tanti in Sicilia? Assolutamente sì, in occasione della colletta ce ne sono più di 11.008. 11.008? Sì, e durante però comunque tutto l'anno, che comunque la colletta è un giorno dell'anno, poi 364 giorni l'anno si opera appunto nel recupero e nella distribuzione. Comunque ci sono oltre 150 volontari che danno una mano a mantenere l'attività costante, strutturata e salda. 150 in tutta la regione? In tutta la regione,
considerando che però la nostra attività è un'attività di distribuzione, quindi noi siamo i poli logistici. Arriva il punto d'arrivo. Il punto di arrivo, esattamente. L'hub, esatto. Le realtà invece che sono coinvolte con Banco Alimentare in Sicilia sono oltre 700, quindi comunque esiste un popolo di volontariato, assolutamente. Ecco, ma che sono le realtà caritative, dice? Guardi, perché è bello, perché parliamo sempre dei guai e non li nascondiamo, però è anche bello parlare delle cose positive. La ringrazio per questa domanda, perché è assolutamente bello parlare di un popolo che volontariamente, gratuitamente si mette a disposizione del prossimo e si coinvolge. Guardi, una buona parte sono realtà religiose, quindi parrocchie, situazioni di caritas parrocchiali, eccetera. Poi però c'è anche molto volontariato laico, per così dire, quindi ci sono molte associazioni che si mettono insieme, cioè persone che si mettono insieme, fondano associazioni di volontariato e decidono di intraprendere questo percorso. Poi chiaramente ci sono le comunità, ci sono le mense, eccetera, sempre realtà no profit che aiutano gli altri con grande dedizione. E poi voi siete, come dire, adeguati ai tempi, siete online, avete tutte le strutture, vedo qua colletta.bancoalimentare.it. Sì, questa è stata per dirne no, uno. Certo, allora, intanto sul sito bancoalimentare.it è possibile recuperare tutte le informazioni rispetto colletta. Questa cosa qui è per continuare a fare la colletta, cioè fino al 10 dicembre sarà possibile, per chi non è riuscito nei supermercati a donare una spesa per chi ha bisogno, sarà possibile donare anche online. E come? Quindi colletta.bancoalimentare.it, questo è il sito per andare a donare, mentre bancoalimentare.it è per avere tutte le informazioni rispetto all'attività che svolgiamo. Perfetto, quindi voglio chiederle ancora, diciamo, mezze per i poveri, case famiglia, comunità per i minori, centri d'ascolto, unità di strada, sono tutte collegate in qualche modo, sia pure indirettamente con voi, è attraverso vero? di noi, certo, assolutamente. Si opera attraverso dei rapporti di convenzione, ci si scambia le informazioni e si prova a fare tutti insieme qualcosa per chi ha bisogno. Certo. Assolutamente. E abbiamo detto purtroppo si è in aumento. Guardi, il dato, tra l'altro, come dire, il dato ultimo dell'indagine dell'Istat parla del fatto che le regioni del Meridione in particolare hanno oltre il 10% delle persone residenti che vivono in povertà assoluta, quindi non parliamo neanche di povertà relativa, ma parliamo di povertà assoluta, quindi oltre il 10%, sì, però l'intero sud, 10,9% è il dato che a me colpisce, poi sono anche padre, quindi mi colpisce ancora di più, è il fatto che in Italia 1,3 milioni di minori, diciamo, sono sotto la soglia di povertà estrema. 1,3 milioni? 1,3 milioni. In tutta Italia, il paese. Assolutamente. E anche in Sicilia ci sono dati su questo? Diciamo, il focus chiaramente dell'indagine dell'Istat ragiona sempre per macro aree, quindi il dato siciliano è accorpato, esattamente. Consideri tendenzialmente che diciamo, rispetto alla nostra platea di beneficiari accolti, circa 35.000 sono under 16. Quindi sono giovani? Sì. Che fanno parte chiaramente molte volte di famiglie numerose, monoreddito, possibilmente in affitto, che quindi vivono in condizioni, diciamo, magari c'è anche appunto una persona del nucleo familiare che lavora, però sono i famosi lavoratori poveri, cioè che comunque fanno fatica ad arrivare a fine mese e che non hanno, diciamo, l'elemento essenziale per poter mettere insieme un pasto. Lei ha messo il dito sulla piaga, i lavoratori poveri, perché tante volte si dice il lavoro c'è, no? Si dice anche a livello nazionale, cresce, però poi in realtà cresce con una retribuzione modesta e questo è il guaio. L'ultimissima cosa che le chiedo, facendole i complimenti, io volessi dare un contributo, che cosa devo fare, a chi devo rivolgermi? Allora, appunto, come dicevo prima, ci si può collegare a bancoalimentare.it, lì ci sono presenti tutte le nostre sedi, tutti i nostri recapiti, eccetera. Ma conviene fare la spesa, conviene prima mettersi in contatto, cosa bisogna fare? Allora, rispetto se si vuole contribuire alla colletta alimentare, appunto si può fare la spesa online, e poi noi siamo sempre alla ricerca di volontari. Sul nostro sito è ben presente un bel modulo, diventa volontario, per
coinvolgersi anche in prima persona sia nell'attività, diciamo, di recupero degli alimenti sia nell'attività di distribuzione. Quindi Bene. assolutamente il nostro spirito è quello di essere, come dire, aperti e disponibili a collaborare per il bene comune. Complimenti, grazie a Domenico Messina che è direttore del Banco Alimentare Sicilia. Speriamo che anche questo nostro piccolo invito abbia dei risultati concreti. Intanto veramente complimenti per quello che avete fatto nei giorni scorsi, sabato scorso, e quello che continuate a fare tutti i giorni. Adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo di progressi nell'assistenza ginecologica. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo adesso di progressi nell'assistenza ginecologica con il professor Giuseppe Ettore, direttore di ostetricia e ginecologia e direttore del Dipartimento Materno-Infantile nell'azienda, come dire, di grande qualificazione dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Benvenuto. Buongiorno. Professore. Io ho qua un piccolo dépliant, anzi lo faccio vedere di qua che si intravede, vedete i simboli un po' caratteristici della Sicilia, la frutta, arancia e limone e poi l'Etna che esplode, perché da oggi fino a venerdì Catania diventa centro mondiale della medicina con questo congresso di chirurgia endoginecologica del Mediterraneo che si tiene all'Hotel Four Points by Sheraton, che ormai è tutta l'inglese, bisogna dirlo, a Catania. Professore, che cosa si prefigge, che cosa verrà fuori da questo congresso così importante? Verrà fuori attraverso questo incontro sicuramente le novità che ci sono nel campo della chirurgia sia in ambito oncologico, ginecologico e particolarmente per l'endometriosi. Questo ovviamente attraverso una collaborazione e anche una piena evidenza di quelle che sono le realtà anche di altri colleghi sia italiani che stranieri in particolare, e quindi diventa Catania in questi giorni un momento di incontro e anche di scambio di quelle che sono le nuove acquisizioni. Chiaramente è una medicina che si evolve giornalmente, sia in ambito oncologico con le terapie sempre più personalizzate, e per quanto riguarda l'endometriosi la ricerca di una terapia che ovviamente oscilla tra quella medica e quella chirurgica, e lì ovviamente si fa tutto il testo della salute della donna, che ovviamente essendo donne giovani mettono a rischio anche la fertilità, quindi sono temi che entrano a 360 gradi, diciamo, quella che è la qualità. Professore, lei ha sottolineato un dibattito che si terrà, un incontro, diciamo, giovedì alle 18:30, sempre nell'ambito di questo congresso, in cui lei farà l'introduzione, ci sarà il nostro Luca Ciliberti come conduttore. Il futuro delle nuove generazioni di chirurghi è nelle nostre mani. Sì, oggi registriamo una crisi totale della vocazione a iscriversi nei corsi di chirurgia. Lo provano la scarsa copertura dei posti in Italia, si coprono a stento il 50% dei posti disponibili nella chirurgia. Questo sta a indicare che i giovani fuggono dagli ospedali, scelgono specialità più sicure, magari a volte più remunerative. Ma quello che interessa a noi è trasferire quel sapere chirurgico e quindi pensiamo ai giovani. Per questo abbiamo pensato a questa sessione che sarà appunto condotta da Luca Ciliberti, e abbiamo chiamato qui per comprendere 3 fattori essenziali. Il primo, come raggiungere la migliore formazione e l'eccellenza. Il secondo punto è come mantenerla negli anni. E il terzo punto è come da leader costruire un team e una squadra. Ecco, questi sono i 3 elementi principali. Abbiamo chiamato qui a farci raccontare anche la loro storia un pilota di Iter Airways. Questo scusi se la interrompo, è curioso perché, curioso almeno per un non addetto ai lavori, ci sono personaggi come di grandissimo rispetto e rilievo, come Paolo Pizzo, campione olimpionico di spada, Enrico Luconi, comandante pilota dell'aviazione civile, Giovanni Cultrera, che conosciamo tutti e stimiamo tutti, sovrintendente al Teatro Massimo Bellini di Catania, uno chef, Sebi Sorbello,
e poi ci sarà un direttore di centro di ricerca di Torino, Armando Romeo. Ma questi personaggi che c'entrano con la medicina, professore? C'entrano perché vogliamo creare un parallelismo a quelli che sono stati per loro i percorsi per raggiungere quel livello di eccellenza e quindi rimettere in gioco quella che è la vocazione, la passione, l'abnegazione per arrivare a un risultato. Non si raggiunge un risultato solo frequentando i corsi di specializzazione, non si ottengono quei risultati. È necessario che i giovani comprendano come attorno alla nostra professione e all'interno della nostra professione ci sono tante sfaccettature e una di queste è veramente il sacrificio, raggiungere quei livelli di autonomia e poi mantenerli nel tempo. E quindi questo aspetto spirituale che oramai nel medico si sta perdendo, vorremmo attraverso il confronto con questi professionisti riportarlo alla ribalta. Cioè perché l'elemento è quello della passione, l'elemento La passione è garantire a loro anche e loro diventare fortemente attivi nel richiedere che nei corsi di specializzazione si possa raggiungere quel livello di fare degli interventi. Cioè il chirurgo deve operare, non può stare a guardare e deve farlo precocemente quando è molto giovane, in modo tale da acquisire lentamente quel processo che poi lo porterà sempre ad eseguire interventi più complessi e così poi ci troveremo negli ospedali magari chirurghi veramente preparati. E noi rischiamo con questo spopolamento della passione per la chirurgia che nei prossimi anni non ci saranno più chirurghi. Lei ritiene che questa sia la causa fondamentale del fatto che uno dice ci sono pochi medici in Italia oppure c'è qualcos'altro? No, il problema della sanità pubblica e dei medici in Italia è un problema veramente molto complesso. È chiaro che attorno a questo sono cresciute tutta una serie di errate programmazioni da parte delle facoltà di medicina e delle scuole di specializzazione e poi per esempio noi non abbiamo anestesisti, no? Non troviamo anestesisti, non troviamo pediatri. Questo perché non c'è stata una lungimirante programmazione nelle scuole e poi anche perché ovviamente l'Italia è un paese dove ancora il medico viene processato nel penale e quindi questo sta a significare che c'è una fuga anche perché c'è paura. Certo. Cioè c'è una paura che ovviamente non è sostenuta da quelle leggi che in Francia, in Inghilterra, in Belgio, cioè in Europa tutelano di più. Ma la tutelano e l'hanno già compreso e attivato già 20 anni fa. Cioè, quando c'è un contenzioso, il problema non è il processo penale, è risarcire il paziente se ci sono state delle colpe. Ecco. E deve risarcire ovviamente l'assicurazione, non il medico, deve risarcire l'ospedale, non il medico. Se poi il medico sbaglia, paga. Due ultime domande, una è sulla questione, adesso il numero chiuso della medicina non c'è più, ma ci sarà dopo 6 mesi, se non sbaglio, una specie di possibilità di, come dire, cambiare percorso. Non c'è più il test iniziale. Sì, che ne pensa? Ma io penso che il numero chiuso rappresentava veramente una restrizione eccessiva, ma il numero aperto con quello che sarà poi a 6 mesi una prima verifica, deve rimettere le università anche nelle condizioni di poterlo fare questo, perché devono essere finanziate le università, ci devono essere i docenti, ci devono essere le strutture, non è sempre così facile, per cui questa ipotesi creerà sicuramente altre problematiche e spero che questo possa... Di senso tipo ingolfamento? Ingolfamento e chiaramente non sarà così limpido questo passaggio, quindi io credo che un dibattito vada aperto, per questo abbiamo rimesso in questo piccolo nostro incontro un grande problema. Già, non c'è dubbio. L'avevamo intitolato l'incontro con lei, gli ultimi progressi nell'assistenza ginecologica, poi alla fine non ne abbiamo quasi parlato. Una cosa però gliela chiedo, così diciamo per un pubblico generalista come fatto di uomini e di donne, un segnale di questo progresso. Ma il segnale di questo progresso è che certamente noi puntiamo fortemente nel quello che è la diagnosi precoce, quindi noi vogliamo richiamare attraverso i nostri incontri che le donne devono eseguire i controlli e le strutture
pubbliche devono fare in modo di essere organizzati e realmente ci sono i programmi di screening, a volte le donne non partecipano sia per la mammografia sia per il pap test. Ci sono dei programmi però. Ci sono dei programmi, però spesso questi non vengono... sono a pagamento? No, sono gratuiti, sono gratuiti per lo screening per il papillomavirus, che è il virus agente patogeno per il tumore del collo dell'utero, ma anche per i tumori del colon, anche per quanto riguarda la mammella. I programmi di screening ci sono, bisogna che le donne vadano ogni volta che ricevono la lettera e magari il territorio riorganizzarsi meglio per dare quel contributo sempre evidente e riportare nella diagnosi precoce il tutto. Perché Ma è solo il lì... servizio sanitario o sia l'ordine dei medici che lo organizza? No, il servizio sanitario è già ben organizzato da questo punto di vista. Si tratta solo di mettere insieme e collegare, e questo ovviamente il PNRR lo sta creando e lo sta anche obbligando sotto certi aspetti al sistema pubblico, quello di mettere in rete tutti, cioè mettere in rete il territorio, gli ospedali, gli ambulatori pubblici, i medici di famiglia, perché solo facendo rete si può realmente raggiungere un ottimo obiettivo. Grazie professore Ettore, direttore di ostetricia e ginecologia e del Dipartimento Materno Infantile Garibaldi Inesima di Catania. In bocca al lupo e complimenti per questo congresso mondiale internazionale della medicina che si tiene da oggi a venerdì all'Hotel Four Points di Sheraton di Catania. Adesso è il momento del nostro almanacco. Buon lavoro professore, grazie ancora. Grazie. Oggi, 18 novembre, si svolge la giornata europea degli antibiotici. Si tratta di un'iniziativa europea di sanità pubblica che ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dalla resistenza agli antimicrobici, di cui più temuti al momento risultano gli antibiotici. Si utilizza a tal proposito un termine, antimicrobial stewardship, che definisce una serie di azioni programmate per garantire l'uso appropriato degli antibiotici negli ospedali. Ma sapete che ci sono delle condizioni per cui l'acqua può essere definita dura? Stiamo parlando di acqua particolarmente concentrata in calcio e magnesio. Vengono definiti dei veri e propri limiti di questo indice dell'acqua, in quanto potrebbe rendersi responsabile di danneggiamento degli elettrodomestici che sono presenti nelle nostre abitazioni. I sali, infatti, per riscaldamento o evaporazione possono formare delle incrostazioni di calcare o di altro genere. Via con le incrostazioni, andiamo al chiaro delle stelle con il nostro Marco Amato. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia e buon inizio settimana a tutti. Grazie, altrettanto a te. Oggi cosa sono? Stelle quelle che vedo nella tua tazza? Beh, è un po' una metafora delle stelle, perché sono optical. Va bene. Questa è la mia grande attrazione per gli anni 70, infatti oggi tutto di optical mi sono voluto già, vestire. È optical, ragazzi, da non perdere, pigliamo appunti. Senti, chi prendi di mira oggi? Scusa, non per... prendo di mira, visto che a prendere di mira si diletta molto questo personaggio, volevo restituirgli la pariglia zodiacalmente, insomma. È un personaggio che comunque mi affascina moltissimo, proprio perché ha dimostrato negli anni un'enorme sagacia e audacia, ed è Elon Musk. Aia. Vai. Sì, ma a me piacciono le cose difficili, caro Michele, quindi va bene. Allora, Elon ha fatto delle dichiarazioni un po' fastidiose rispetto alla magistratura italiana, dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso anche al nostro capo di Stato, il nostro Mattarella. Tra l'altro, proprio per prese di posizione, succede che su X, uno dei suoi social per VIP più che altro, più di un esponente famoso del mondo dello spettacolo si è ritirato, insomma, come a volergli dire guarda, non partecipo, insomma. Quindi alcune personalità famose si sono ritirate proprio da questo social, che appunto ricordiamo è X. Il personaggio
appunto mi ha molto affascinato proprio perché mi ha ricordato un qualcosa della mitologia greca. Ebbene, Elon Musk è Cancro, ma di un personaggio così complesso va da sé che non basta solo un segno zodiacale o un ascendente a descrivere un po' l'enorme peso che il personaggio è riuscito a ottenere. Quindi mi sono studiato un po' la sua carta astrale, quindi è un Cancro, ascendente Cancro Leone, con una luna in Vergine, con una Venere in Gemelli. Insomma, le composizioni del suo oroscopo riportano a Mercurio. Mercurio è uno di quei tanti dei nella cui mitologia noi magari lo ricordiamo come il dio delle intelligenze, il messaggero degli dei, quello che andava d'accordo con tutti, ed è vero, ma ne combinò di belle quando nacque, proprio perché è figlio di Maia e Maiolino, proprio per dimostrare la sua intelligenza, cosa che agli dei sembrava un po' banale, un po' scontata, ne combinò di e portò scompiglio sull'Olimpo, tant'è vero che fece scappare i buoi, rubò i cavalli a Nettuno, addirittura costruì la lira e sfidò Apollo. Proprio successe un pandemonio, ma erano tutte prove di sfida provocatorie proprio perché il giovane Mercurio voleva ritagliarsi la sua importanza nell'Olimpo. Ed è un po' questa parte di Elon che mi ha riportato moltissimo la funzione mercuriale. Tutti i pianeti e tutte le divinità non sono solo belli, bravi e buoni, ma hanno anche delle caratteristiche assertive che li rendono un po' sclerotici. Ricordate che, come scriveva Esiodo, litigavano anche gli dei. E detto questo, vi narro di una luna molto particolare oggi e di un assetto zodiacale abbastanza contraddittorio fatto di tante opposizioni, per cui le condizioni zodiacali oggi sono con Marte per i segni fissi, ovvero Leone, Acquario, Scorpione e Toro, che dovranno rinunciare tutti quanti a qualcosa per decidere cosa è meglio, ma soprattutto cosa è bello per ognuno di loro. Quindi i segni fissi, coerenti come al solito, manifesteranno il loro stile ancora una volta in una maniera forte e preponderante. Cosa fanno i cardinali invece, che sono in balia della luna in Cancro opposta alla signora Venere? Quindi oggi le signore dello zodiaco sono particolarmente tese. Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia, i cardinali, sono appunto impegnati nelle emozioni, nel tentare di trattenerle onde evitare di esplodere. La più brava, come sempre in questo senso, è la signora Bilancia. Quindi in bocca al lupo ai cardinali, ne rimangono immobili. Quindi Pesci, Vergine, Sagittario e Gemelli invece avranno tutta il peso dell'opposizione Mercurio-Giove, quindi una capacità di dialogo e di parola che devono essere bravi a mediare. Ovviamente i più bravi di tutti in questo senso, i Gemelli. E detto questo, vi auguro un buon inizio settimana e un buongiorno Sicilia. A presto Michele, buongiorno. A presto, buongiorno a te e buona settimana. Adesso Luca Siliberti, che abbiamo notato conduttore di un bel dibattito, il futuro delle nuove generazioni di chirurghi, che si terrà allo Sheraton di Catania giovedì a partire dalle 18:30. Complimenti Luca, c'hai ancora uno spunto dai quotidiani? Guarda, ti do 4 tweet, non ti spaventare, sono 4 tweet veloci. Allora, il primo lo prendo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano e fa sorridere, sono delle cose curiose. La Russia, eccola qua, vuole censurare Biancaneve. Non so se riusciamo a prendere la pagina, eccola qua, no. Ce la facciamo? Vediamo, riproviamo con la regia, eccola qua. Comunque, il tema è questo, adesso ti faccio vedere la pagina. Cioè la Russia, che è così, questo paese, diciamo che eccelle per libertà, per, come dire, anche in qualche modo nessuna censura nei confronti della stampa, ecco, vuole censurare Biancaneve. Ma perché? Dai. È in prima pagina, non è che è in prima pagina. Che cosa gli si imputa? È messo là, fare propaganda LGBT, insomma. Sempre dal Fatto Quotidiano ti faccio vedere, perché poi diciamo nella propaganda politica dei quotidiani si guarda anche il look di questi personaggi. Questo chi è? È il ministro Lollobrigida, ecco qua, guardate, si prendono le foto più curiose. Questo è il ministro Lollobrigida. Cosa imputano al ministro Lollobrigida, che è il ministro per l'agricoltura? Eccolo qua il titolo: lenti Ray-Ban e capelli corti, il Lollo look del nero anni 70. Quindi insomma non si entra più
nelle questioni. Insomma, questo è il Fatto Quotidiano. Poi ti faccio vedere una cosa un po' più seria, eccola qua, l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che è curiosa, ma è anche, come dicevo, seria. Tanti italiani, ne abbiamo parlato, scappano dall'Italia. Ecco le mete al top per chi vuole vivere o lavorare all'estero: Spagna, Austria, Portogallo, quindi questa è nell'Unione Europea, poi Centro America, dove pesa l'insicurezza, e questo è il dato, persi 90.000 residenti. Mamma mia. Poi siccome ormai la comunicazione va anche, come dire, sulla pubblicità, io faccio vedere una pagina pubblicitaria che è questa qua. Il titolo è questo: nessuno è perfetto, te lo faccio vedere così perché non devo svelare ovviamente di chi è la pagina pubblicitaria, è sul Corriere della Sera, quindi oggi ieri si è concluso il MotoGP, ha vinto una moto, ha vinto una Ducati, e allora, siccome la Ducati è la Ferrari delle moto, guarda la pubblicità che si è inventata: nessuno è perfetto, praticamente la Ducati ha vinto tutti i Gran Premi tranne uno. E allora si scusa e dice: siamo la Ducati, nessuno è perfetto. Intelligente come pubblicità, non male. Grazie a Luca Ciliberti, grazie a tutti voi per essere stati con noi. È il momento di Accadde Oggi e Buongiorno Sicilia tornerà domani. Buonasera.